Di Verona della compagnia aerea Meridiana è stata ricevuta ieri dalla Commissione Trasporti del Consiglio, presieduta da Andrea Bassi, e nel corso di questo incontro, che è avvenuto mentre sotto la sede si svolgeva una manifestazione dei lavoratori, è stata evidenziata la gravissima crisi in cui si trova la compagnia aerea, che ha annunciato, dopo la messa in mobilità di 300 lavoratori, altri 1364 esuberi. Di questi 300 operano presso la base di Verona, attiva da quasi 20 anni e che ora rischia di essere dunque così cancellata, con anche l'azzeramento dei livelli occupazionali. La trattativa per questa seconda fase, le trattative sono iniziate proprio quest'oggi presso il Ministero per lo Sviluppo Economico. Ma sentiamo i commenti. Ieri, dopo l'incontro, la voce del Presidente della Commissione Andrea Bassi e del consigliere del Partito Democratico a Palazzo Ferrofini, Franco Bonfante. Quando 300 lavoratori, in questo caso veneti, di stanza a Verona, all'aeroporto di Verona, rischiano il posto di lavoro, sicuramente la Regione deve dare il più ampio sostegno alla loro battaglia. È chiaro che in questo caso noi già oggi come Commissione ci siamo resi disponibili a proporre un documento che poi porteremo in approvazione al Consiglio regionale, nonché a sollecitare l'assessore e il Presidente a dare supporto appunto nel tavolo della trattativa, che è naturalmente nazionale, perché le tre basi che rischiano, cioè le tre basi che vanno in discussione sono quella veronese, di Milano e quella sarda. Quindi c'è un tavolo nazionale e lì dovremmo battere forti i pugni. Naturalmente l'obiettivo minimo che si pongono questi lavoratori è assolutamente lecito e condivisibile al massimo, ovvero che nella malaugurata ipotesi in cui si dovessero comunque registrare degli esuberi e quindi procedere a licenziamenti, vengano seguite le procedure di legge che sono ben chiare, che non venga a nessuno in mente l'ipotesi di chiudere una base piuttosto che un'altra, dove magari una base come quella di Verona registra un numero importante di lavoratori anziani che vedrebbero perso il posto di lavoro in barba alle procedure di legge che sono nazionali e che chiediamo vengano rispettate. È stato un incontro importante e interessante, alcune cose sapevamo già, ma le indicazioni che sono pervenute sono: la Regione Veneto può fare molto per questi 300 lavoratori, può fare molto per Meridiana, per impedire che siano tutti licenziati, perché la legge oggi prevede che anche i licenziamenti debbano essere secondo criteri particolari, come l'anzianità di servizio, come i carichi familiari, e quindi i lavoratori di Verona avrebbero la possibilità, se non tutti, molti di loro, di rimanere al lavoro, e quindi la Regione può intervenire a livello nazionale per impedire un licenziamento ingiusto e illegittimo. Riunisce imprenditori, liberi professionisti, sindaci, ma anche padri e madri di famiglia che non ce la fanno più, che sono